Conto alla rovescia che si è azzerato per la seconda corsa. Premio Don Gennaro sono in 8 cavalli di 4 anni al via, vincitori di 7.500 euro nella carriera, netta favorita Cecilia Gallerani, numero 4. Si va in partenza con il numero 1 con Andrei, Enrico Fiaschi, 3 Crive, Nicola Bortolotti, 4 Cecilia Gallerani, Alessandro Gocciadoro, 5 Sherimin, Roberto Vecchione, 6 Ciala, Luca Talpo, in seconda fila 8 Capuzzi, Roberto Faticoni, 9 Ciondolo Dipa, Felice Facci, 10 Crirac Go, Vincenzo Ferranti. Problemi per Crive, che galoppa e rimane molto lontana dall'autostart, con cautela anche Ciondolo Dipa. La macchina stacca con veloce Cecilia Gallerani ad andare subito a condurre nei confronti di Con Andrei, poi Sherry Min che cerca posto allo steccato ma non lo trova per l'inserimento di Crirac Go, e così la favorita si allunga al comando, passa i primi 200 metri in 14,8. Cecilia Gallerani numero 9 Ciondolo Dipa squalificato di Con Andrei in seconda posizione, che precede sempre Crirac Go, quindi Ciala di fuori, Sherimin in ultima posizione c'è invece Capuzzi. 29,6 per il primo quarto di gara, che per la categoria è sicuramente un bell'andare. Cecilia Gallerani bella agganciata alle guide, continua in avanti a ottimo ritmo, 44,8 per i primi 600 metri di corsa. Ovviamente gli altri fanno fatica a stare dietro al ritmo imposto dalla figlia di Ideale Luis, che passa il primo giro in 59,9. E così non cambia nulla, se non che Sherimin sta cercando in tutti i modi di aggirare Crirac Go e passare in terza posizione. Intanto Con Andrei si è riavvicinato a Cecilia Gallerani e ora è a diretto contatto della leader, la quale ha fatto il primo chilometro in 1,15,4. Prova a riallungare, Con Andrei sempre in seconda posizione avanti a Sherimin, quindi Ciala, poi Capuzzi, 400 dalla conclusione, paletto in 15,1 di là. Cecilia Gallerani in vantaggio, Con Andrei che la segue, poi Sherimin, quindi ancora Ciala e Capuzzi a metà dell'ultima curva. Cecilia Gallerani che si mantiene in evidenza, 15,6 per la piegata, il paletto più lento della corsa, e nonostante ciò Cecilia Gallerani se ne sta andando dagli avversari. Cecilia Gallerani che vince in maniera nettissima nei confronti di Con Andrei, che fa il secondo posto. Al terzo Sherimin, 34 ad arrivare, 1,15,3 il ragguaglio cronometrico per il percorso di testa semplicissimo di Cecilia Gallerani. Alessandro Gocciadoro che allena e guida per la scuderia La Zanzara. La vittoria della figlia di Ideale Luis e Tenacia Rock nel finale allunga nei confronti di Con Andrei, che aveva provato a tenerne la scia. Terzo posto per Sherimin.